23 comuni da 3-4 anni lavorano assieme e questa è la forza principale che ci permette di affrontare qualsiasi tipo di argomento o di evento o di manifestazione. Con Expo abbiamo dimostrato che 23 comuni possono lavorare assieme anche ad altri enti, istituzioni, eccetera, e per 6 mesi faremo eventi. Tutti i comuni avranno un loro weekend dedicato dal 1 maggio al 31 ottobre. Noi non crediamo che vengano i cinesi qui da noi, noi crediamo che comunque far conoscere il nostro territorio anche per quel turismo di prossimità sia importante ed è per questo che abbiamo fatto questa cosa qua. All'apertura di Expo ufficiale a Milano si apre anche questo percorso di eventi nel Mantovano e naturalmente un grande territorio che fa sistema e l'Oltrepo viene a promuovere iniziative e naturalmente anche fare iniziative nei grandi spazi della città, nel cuore della città, e quindi c'è questa grande unione tra territori capoluogo e grandi territori con una grande storia come l'Oltrepo, da dove partiranno anche gli eventi, 6 eventi simbolo, quindi nei borghi più belli d'Italia e nei siti UNESCO. Il primo sarà San Benedetto come borgo più bello d'Italia, per poi continuare a Castellaro, alle Grazie, a Mantova come sito UNESCO e poi a Sabionetta e anche ad Asola. Quindi insomma veramente tanti eventi per far vivere in questi 6 mesi una grande promozione del territorio sui temi di Expo, unendo la grande cultura dei nostri luoghi insieme alla grande tradizione delle produzioni agroalimentari e del saper fare dei mantovani attraverso la trasformazione dei prodotti e la loro grande cucina. Tra l'altro il Mulino Natante fu un progetto proprio di ricostruzione della storia, di recupero della memoria, di rafforzamento dell'identità dei territori. Quindi da Revere è arrivato a Mantova, diventa un simbolo ulteriore della storia di questi territori, un grande motivo di attrazione e quindi anche di unione di tutti i territori della provincia di Mantova.